Partiamo con lo specificare che cos'è la diffamazione. Il codice penale identifica la diffamazione nella condotta di chi, comunicando con due o più persone, offenda l'altrui reputazione. È quindi un'ipotesi delittuosa composta da due elementi principali. Un messaggio diffamatorio, quindi un messaggio attraverso il quale si lede l'onore, l'immagine o il decoro di un soggetto, con la precisazione che l'attenzione va posta alla portata offensiva del linguaggio utilizzato e non al singolo termine e alla singola parola che viene usata, che di per sé potrebbe anche non avere alcuna offensività, e come secondo elemento la trasmissione ad almeno due persone di questo messaggio diffamatorio, con la precisazione in questo caso che la comunicazione a due persone può anche non essere simultanea, cioè avvenire in momenti diversi, così come può avvenire con modalità particolari. Si pensi al caso di comunicazione ad una sola persona in una modalità tale da avere la certezza assoluta che questo messaggio diffamatorio verrà sicuramente poi trasmesso ad almeno un'altra persona. La diffamazione è aggravata, quindi con un aumento della pena applicabile in alcune circostanze, tra le quali rientra l'ipotesi di recare l'offesa attraverso un mezzo di pubblicità. Ed è proprio a questa categoria che la giurisprudenza negli ultimi anni pacificamente riconduce i cosiddetti social network, a fronte della potenziale capacità che hanno questi strumenti di raggiungere un numero indefinito di persone e quindi di trasmettere un messaggio diffamatorio ad un numero indeterminato di soggetti. Possiamo fare alcuni esempi pratici. Nel 2022 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere la diffamazione in capo al titolare di un blog perché non si era adoperato tempestivamente per eliminare un contenuto diffamatorio inserito da un altro utente. Nel caso specifico il contenuto riguardava l'accusa di vicinanza alla mafia di una società e dei suoi esponenti. In questo caso quindi non aver eliminato tempestivamente quel commento dopo averne avuto contezza ha reso responsabile di diffamazione anche il gestore del blog stesso. Il reato di diffamazione spesso viene integrato anche dalle opinioni personali dei soggetti all'interno dei siti di recensione, tutte quelle volte in cui l'opinione viene espressa con modalità che travalicano il diritto di critica, quindi con offese vere e proprie che diventano quindi una vera e propria diffamazione. Così come una diffamazione è integrabile con un post su Facebook. Sempre nel 2022 la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto responsabile un soggetto che con un post su Facebook aveva apostrofato con un termine poco elegante una persona pur non facendone nome e cognome. Ecco, in questa occasione la Cassazione ha ribadito un principio che era già stato espresso da altre pronunce precedenti, secondo il quale non è necessario che un soggetto specifichi il nome, il cognome o le generalità della vittima perché si possa ritenere sussistere questo reato, essendo sufficiente che la vittima sia individuabile da una serie di elementi e anche solo da una cerchia ristretta di persone. Quindi non fare il nome e il cognome di una persona non salva dall'accusa di diffamazione. Citiamo infine le chat di gruppo su WhatsApp, che sono molto spesso teatro di questa ipotesi delittuosa. Riporto un caso del 2019 in cui in una chat di gruppo di genitori un papà aveva apostrofato il figlio di un'altra persona come animale. Ecco, in questo caso, pur non rivestendo la parola animale di per sé un'offesa vera e propria, è stato comunque ritenuto che l'intento di pronunciarla con la volontà di disumanizzare la vittima integrasse per l'appunto questo tipo di reato. Precisiamo che si tratta di un'ipotesi delittuosa punibile a querela della persona offesa e che è possibile anche in determinate circostanze chiedere il sequestro della pagina telematica in cui l'offesa è riportata, oltre che ovviamente il risarcimento dei danni che si ritiene d'aver subito. Avvocato Bernardi, un consiglio. Il consiglio per chi si ritiene vittima di diffamazione è per l'appunto quello di non attendere ed agire prontamente per la tutela dei propri diritti, mentre un consiglio per tutti noi, forse un po' meno da legale, è quello di ricordarsi sempre che dietro lo schermo ci sono delle persone reali.